Allora, a me tocca chiudere questa splendida serata e soprattutto interessantissima serata. Innanzitutto a nome di Avanti Tutta Sicilia, questa associazione culturale apolitica, tengo a precisare, ringrazio l'amministrazione comunale per il suo interessamento e tutti voi per la partecipazione, fattiva partecipazione. Si è visto l'interessamento da parte delle persone all'argomento. In conclusione, cosa voglio rappresentare? Quelli che sono i prossimi appuntamenti di Avanti Tutta Sicilia. Quindi non ci fermiamo qua e anzi ci allarghiamo dal territorio, diciamo, di Lentini, un po' ci andiamo ad espandere con i prossimi progetti che spesso sono legati anche alla volontà logicamente delle amministrazioni comunali, perché a volte magari noi ci proponiamo ma non troviamo dei soldi dall'altro lato. Quindi allora, intanto il prossimo, diciamo, uno dei nostri scopi è quello di riuscire ad aprire la Grotta della Solitudine, questa fantastica grotta che ha avuto nel passato vari utilizzi. Si fanno anche delle supposizioni, potrebbe essere stata anche un tempio greco, una chiesa rupestre e così via. Quindi lo scopo è quello di aprire questa grotta che si trova nel territorio di Carlettini a Colle San Mauro. Questo è uno dei primi obiettivi che ci siamo posti. Un altro obiettivo è anche quello di valorizzare tutta l'area di Monte San Basilio, un'area veramente molto interessante, come ha detto appunto il professor Buzzardi, e diciamo che in questo momento è conosciuta soltanto a pochi. Infatti proprio lo scopo della nostra organizzazione è rispolverare, come diceva appunto Settimo, proprio quei beni che sono poco conosciuti alla maggioranza del pubblico. Cosa che abbiamo fatto per esempio l'anno scorso con la visita dei forti aragonesi ad Augusta. Pochi li conoscono, pochi li hanno visitati e ha avuto un grandissimo successo, tant'è vero che è stata replicata più volte l'iniziativa. Collaborazione con l'associazione? Sì, infatti abbiamo trovato un'associazione appunto di Augusta, l'amministrazione pure che ha collaborato e diciamo ha avuto veramente un ottimo successo. Altra iniziativa, dobbiamo cercare anche poi, spostandoci verso sud, valorizzare pure l'area di Megareblea, e poi siamo in contatto con l'amministrazione comunale di Avola, dove vorremmo fare appunto per valorizzare il patrimonio paesaggistico e architettonico della città, fare un concorso fotografico dove i fotografi dovranno cercare quegli angoli paesaggistici e architettonici e fare una mostra fotografica, e sarà poi, diciamo, daremo dei premi anche in denaro per chi, diciamo, risulterà vincitore. Questo è il nostro, diciamo, programma, diciamo, futuro a breve termine. Io ringrazio nuovamente tutti quanti gli intervenuti. Se c'è qualche domanda da fare, se no vi ringrazio nuovamente. Grazie. Allora, grazie a Massimo Luca. Le domande ci saranno sicuramente. Giacomo ha alzato la mano, però prima di dare la parola a Giacomo io devo chiedere scusa, devo dare prima la parola a Maria Grazia Pulisci, perché siccome nelle amministrazioni, non è un rimprovero, Maria Grazia, siccome nelle amministrazioni gli assessori cambiano frequentemente, uno certe volte non riesce a tenere il ritmo delle nomine, perdonami. Quindi lei era qua, ma l'assessore al turismo e io non le ho dato la parola, quindi adesso ti do la parola anche per un intervento, insomma, una riflessione sul tema di cui abbiamo trattato stasera. Sicuramente una riflessione, assolutamente. Sei perdonato Silvio, prima per l'affetto che ci lega, prima di tutto, e poi anche perché sono assessore da 15 giorni, praticamente non più di 20, e quindi assolutamente perdonato. Assessore tra l'altro al turismo, quindi questa serata è il pane evidente dell'amministrazione e quindi anche mio. Intanto voglio ringraziare Avanti Tutta Sicilia e nella persona del Presidente, nella persona di Settimo Minnella sempre attivo per Lentini,
e tutti i carissimi relatori che sono intervenuti stasera. Io una riflessione che voglio fare, perché forse non si è parlato stasera, ma è sempre, sicuramente è stato in un intervento un argomento che quasi un po' strisciava, quello economico. Ci siamo detti tante volte, più volte, la cultura è sicuramente un veicolo per la crescita economica. Ai tasselli già presenti nel mondo, nel territorio lentinese, quello archeologico, quello storico, quello enogastronomico, eccetera, questo è un tassello importante che si aggiunge. Un po' andiamo a mettere un altro pezzo nel puzzle del territorio lentinese che si rivolge al turismo. Un turismo che non è fatto solo, non deve essere fatto solo del mordi e fuggi, perché il turismo che c'è stato finora a Lentini in gran parte è stato il turismo del mordi e fuggi, della vacanza giornaliera, della visita guidata giornaliera, eccetera. Gratis. Anche gratis, lo dici tu, lo dicono sicuramente tanti amici esponenti che l'hanno fatta, dalla Proloco ad altri operatori turistici, Corinne, Valenti, altri. È inutile che non ne nomino perché dimenticherei di nominarne qualcuno. E allora deve diventare anche questo turismo qualcosa di altro, un valore economico, un valore aggiunto per la nostra Lentini. E questo non si può fare se non mettendo assieme sinergie, se non mettendo in campo una progettualità che non può non tenere conto della posizione di Lentini, di quello che i servizi che ci sono in prossimità del territorio lentinese. Noi siamo in un punto che è vicino all'aeroporto, abbiamo l'autostrada che arriva a Lentini, speriamo presto quella che andrà a Ragusa, e siamo il baricentro di un territorio straordinario. Io quando vado fuori in viaggio, e penso molti di noi, preferisco andare in un posto dove mi fermo, metto a posto negli armadi vestiti, dispovaligie, eccetera, e poi magari giornalmente mi sposto per andare a visitare posti vari. Quindi non fare un turismo itinerante, ma un turismo dove ci si ferma e giornalmente mi sposto. È chiaro che questo inevitabilmente mi fa anche godere del posto in cui mi sono fermata. Questo secondo me deve essere Lentini, perché Lentini è il baricentro di una zona straordinaria. Fermarsi a Lentini, quindi soggiornare durante una vacanza a Lentini, significa poter raggiungere, quindi non solo visitare Lentini, ma anche raggiungere Catania, raggiungere Siracusa, Noto, Modica, Ragusa, Taormina, Enna, Piazza Armerina, eccetera. Quindi noi credo che dobbiamo promuovere Lentini in questa direzione e tutti i tasselli del puzzle che mettiamo assieme ci aiutano ad affermare Lentini come un luogo che dà già di per sé, può dare di per sé molto, ma che anche si può ancor più aprire al mondo del turismo. Abbiamo parlato stasera di pantani, se non dessimo attenzione ai pantani, al lago, eccetera, sicuramente per esempio ci perderemo una fetta di target turistico che è quello del bird watching. Per esempio, sto dicendo una cosa per tutte, però il turismo esperienziale è sostenibile, come diceva anche il professore Guzzardi, e quello, diciamo, questo è il tassello che dà leva
e forza a quello che è il turismo esperienziale. Quindi la mia, come dire, il mio augurio per Lentini è questo: percorrere una strada di sinergie che vada in questo senso. Grazie a tutti. Grazie Maria Grazia Felici, assessore al turismo e consigliere comunale. Allora, però adesso io sì.